Contributi in regime de minimis per il credito agevolato alle imprese artigiane dell'isola. Questo quanto approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle attività produttive per la concessione di contributi per l'operazione di credito agevolato destinato agli artigiani. La misura dell'aiuto del valore di ben 38 milioni di euro è stata messa a punto dal Dipartimento delle attività produttive e ha avuto il via libera della Giunta regionale con alcune modifiche relativamente alle modalità operative. Il soggetto gestore sarà la CRIAS e pubblicherà a breve un bando dove individuerà tra i beneficiari degli interventi agevolati le imprese artigiane che abbiano stipulato con le banche contratti di finanziamento esclusivamente destinati a investimenti e spese al servizio delle attività, escluse quelle fuori dal campo di applicazione del regime de minimis. La domanda di ammissione alle agevolazioni dovrà essere compilata via web utilizzando la piattaforma messa a disposizione dalla Cassa regionale, la CRIAS, a seguito della pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale da parte della Regione Siciliana. Sono 4 sostanzialmente le modifiche apportate al testo varato per la concessione dei contributi, concertate con le principali associazioni di categoria. Una, l'aumento del 10% al 15% della quota ammissibile per il rimborso del costo del terreno, l'aumento dal 15 al 20% per il contributo in conto capitale sull'investimento realizzato, l'aumento da 100.000 a 200.000 euro per l'acquisto delle scorte e delle materie prime, prodotti finiti e quindi l'inserimento tra le spese ammissibili delle operazioni di locazione finanziaria e leasing. Le imprese artigiane in possesso dei requisiti potranno quindi presentare la domanda di agevolazione attraverso le banche, le associazioni di categoria del settore artigianale e i consorzi di garanzia dei fidi, cosiddetti confidi.